Chi sa nomina desor direttore generale desa ASL de Casteddu e de Gaddura si tancat un'altra pagina desa questione chi per tocca sor direttore desa azienda sanitaria de Sardigna, ma di apparrere chi carchi sorpresa Galu de patarribare. E scominciau tutto in su Cussizzu regionale chi in martu des'anno passau at approvau sa legge de riforma che il fia desa presidente Todde. A pustis a commissariaus as aziendas e licenziaus sor direttore nominaur desa giunta asolina su 31 de Nadale de su 2021 licenziaus innantir de caccabare su mandau issoro. A sconzare Sorio corba pessaus a Corte Costituzionale, che in una sentenzia in Nadale a secur de su ricurso promoviu de su governo contra sos commissariamentos che atti stabiliu illegittimo su licenziamento. A postir de su pronunziamento de sa consulta, sa regione ha posto un tappulu. Accabau su tempur de sos commissarios, sa giunta Todde ha nominau sor direttore novo de sas aziendas, Francu pro 3 ASL. Sos primos effettos de sa sentenzia però no ana estentare a ribare. Sa regione costrinta a reintegrare a Flavio Sensi, direttore in ASL de Tattari, su primo chi no ha accettau su licenziamento. Ma Sensi no è s'unico a torrare. In posizione diversa rispetto a su mandau de su 2021, Paolo Cannas, zai DG de sa ASL de Nugoro, como in sa ASL de Susulcis Iglesiente. Angelo Serusi, colauda esa ASL di Aristanis a Sareus. Antonio Spano, chi vit in sa O de Tattari, e como est in sa ASL de su Campidano de Mesu. Azienda sanitaria che prima ghiavata Giorgio Carboni, chi como est in sa direzione sanitaria de Sarnas Brozzu. Direzione generale in sa ASL de Aristanis, finzas pro Grazia Cattina. Zai direttora dell'Ispidale Santo Francisco de Nugoro, che in sa giunta Solinas. Domenica sa presidente Todde ha nominato sus ultimos dirigentes. In sa ASL de Casteddu confermau Aldo Azzori, zai commissario dell'azienda che in sa riforma. In sa ASL de sa Gaddura nominau in Bezzes Antonio Irione, chi galo non ha piccau servizio. A barran fora sos ex direttores generales Marcello Acciaro e Marcello Tidore. Chintidore, pronto a impugnare sa nomina e, accanto parete, no atta esse solo. In su 2025, su mercato delle operas pubblicas in Sardegna ha registrato un aumento del 22% delle garas, che in un importo medio di 1,9 milioni di euro. Sa parte manna del mercato è rappresentata da sos appaltos de più di 15 milioni di euro, che vale nel 69% del totale. Sempre più spacco sos appaltos sutta sos 150.000 euro. Sos comuni bandini su 25% del valore complessivo. A livello nazionale, sa Sardegna è stesa quarta pro aumento su tanto de garas e quinta pro valore complessivo. Pro CNA Sardegna aumento de bando sempre più mannos e a cabo de su PNRR rappresenta tasor disafio novos pro su sistema de sas impresas regionales. Su quadro generale ponet in claro una crescita de su mercato de sos traballos pubblicos a livello nazionale, ove si vie sul risultato importante de sa regione su 2025. Francesco Porcu, segretario regionale, e Mauro Zanda, presidente de CNA Costruzioni, sottolinea ha chiesto un risultato mandato da innanti dei mercati complessi, prusa notu dei concessionarie dei servizi e dei contrattor de Vravicum, manutenzione e gestione. Sono castas contrattuali che integrano attività differenti e richiedono competenze tecniche, organizzative e gestionali sempre sprusa articolate. A postisi des un numero d'aur dominica da esa sozio extra che mostravano a 2025 e un principio del 2026 mezzanos per il settore extra alberghieri in Casteddu su comune rispondete s'assessora su turismo Maria Francesca Chiappe nata che esordator del 2025 galo non sono disponibili. Sos turistas non bisogno e sazittà deste in difficoltà de custus allarme de su presidente de Extra, Maurizio Battelli, prosa sozio, non è un calo fisiologico ma un problema strutturale. In tre nodos indittaos sos trasportos e sa richiesta de rendes Casteddu attrattiva totus anno e non pezzi in istiu. E s'assessora Chiappe risponde te chi su comune zai traballande procussu che in su progetto Destinazione Cagliari, che punta a definire un'organizzazione turistica territoriale con casor mercato nazionale e internazionale.
In sintesi, cresce su turismo desa crociera, dal 2023 su 2026 l'aumento è costante, che in una media dei plus di chi bicentamizza arribo a sanno. Per la stagione 2026 vince su 27 de Natale su un previdio schento 81 scalo su di chi prochento in più rispetto a so schento 63 de su 2025. Plus de schentamizza so scroceristas in arribo su 26 prochenti in più rispetto a sorbato schento 78 mizza registrato San Nicolao, un record pro supporto de Casteddu. La situazione è sempre più critica in carriera Paganini, in su vichinau de Santa Maria de Pisa in Tattari, Uvesor, Fravicor, de edilizia popolare, sono da mede in condizione mezzana armeda. Su discodio e sa mancanza di intervento strutturale sono ponendo in pessamento sul residentes e sabato e questa ultima schida satannantu danna su danno, infiltrazioni in sos appartamentos, umidità, pulimento che si che valata, in tre tormeda si che rugane cantor de cimentu. Sul residente spedina su comune un intervento urgente, proponere in sicurezza a Sorfravicoso e il Manzanos a ditta ingarrigata, parisa suffissi tecnico del suo comune, ha fatto un sopralluogo per valutare la situazione e accattare il fondo necessario per un intervento prusi strutturale. Produrre e impreare un carburante da fonte rinnovabile esproso yacht Mannormeda, un progetto ambizioso di economia circolare e sostenibile, promuove da Isocitnes Gaddura e finanziato in 20 milioni di euro dai Fundos PNRR e dalla Regione Sardegna, che in sono assessorati a sa programmazione e a sa industria, che pertocca sa produzione di biometanolo in un biodigestore, che sono vravicande in Terranova. S'iniziativa unica in su panorama internazionale nasciti della collaborazione che in su Politecnico di Milano e San Lorenzo Yacht, uno dei suoi gruppi mondiali di su settore. Su metanolo si va che mudando esarga organica in biogas, se murfavedande di un carburante rinnovabile, biodegradabile e sicuro, a impatto ambientale basso meda da impreare in industria desanautica.